Amici di Directa Sport, siamo a Sassari, benvenuti al Pala Sant'Oru. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Faris si apprestano a raccontarvi Lions Sardegna Handball Team. È la seconda giornata della fase a orologio del girone A della Serie A2 di pallamano femminile. Squadre in campo agli ordini della coppia arbitrale composta dai signori Anastasio e Zappaterreno. Andiamo a elencarvi le giocatrici a disposizione dei due tecnici, partendo dal Sardegna Handball Team di Barbara Tetti, che ha a sua disposizione il numero 1 Maria Laura Piu, il numero 2 Maria Camilla De Murtas, il numero 3 Paola De Lusso, il numero 5 Fabiana Idili, il numero 6 Enrica Ganga, il numero 12 Giulia Fois, il numero 15 Roberta Riu, il numero 19 Viviana Porcu, il numero 20 Marta Marras, il numero 29 Piera Zorda, il numero 70 Isabella Russo e il numero 78 Domenica Satta. Rispondono le padroni di casa di Matteo Bomboi con il numero 22 c'è Ilenia H, col 14 Cinzia Canova, col 10 Marta Chessa, col 9 Giada De Palmas, col 19 il capitano Laura Dettori, con il numero 11 Cristina Piras, col 13 Ramona Sandu, col 1 Marianna Mastino, col 18 Silvia Secchi, col 29 Francesca Tirocca, col 12 Veronica Furesi, col 7 Valeria Mazzitelli, col 9 Fatundi Aie, col 3 Sara Scanu, con l'8 Laura Profili, col 7 Florentina Pastor. Seconda giornata, abbiamo detto, della fase orologio, seconda parte di stagione, se così si può dire, per le due squadre che hanno affrontato un girone all'italiana a 6 squadre, a cui è conseguente un'altra serie di incroci che prevedono 5 sfide per ognuna delle partecipanti al girone. Intanto la partita è iniziata da 10 secondi, in vetta alla classifica c'è Numero con 18 punti, 14 punti per Lions e Cassano Magnago, 8 per Sardegna Leno con 6, Ferrarin con 4. Tanto c'è la prima parata della partita di Maria Laura Pio, estremo difensore del Sardegna Handball Team, che nel corso di questi primi 30 minuti attaccherà da sinistra a destra rispetto al vostro punto di osservazione in maglia verde, da destra a sinistra le Lions con la loro maglia celeste, formazione di casa, anche se si tratta di due compagini entrambe sassaresi, che manovra con il pallone terminato tra le mani di Pastor, che è stata fermata irregolarmente da un avversario, il che ha originato il 9 metri che è già stato battuto dalle Lions, che non ha sortito l'effetto sperato. Dall'altra parte può correre in contropiede il Sardegna Handball Team. Sata che intendeva servire Ganga, che non la guardava. 78 non ha trovato modo di servire la compagna, è finita per pasticciare e regalare il possesso alle Lions. Deve ancora arrivare il primo gol della partita, quando stanno per andare via i primi 2 minuti della sfida, con le Lions che attaccano con il tiro di Ndiaye, conclusione schiacciata a terra, neutralizzata da Piu, ma precedentemente intercettata fallosamente da Satta. Lions che battono rapidamente il 9 metri, disattenzione difensiva della squadra di Barbara Tetti. Il primo gol della partita porta la firma della classe 77 Zucchi Pastor. Non è ora tra le mani di De Lusso, si va da Satta, ecco Marras, scarico in ala per Ganga, c'è Pastor forte a impedire la ricezione di De Lusso, allora si va da Satta, sta palla a metà che finisce per essere raccolta da Marras in ala da Ganga, che viene fermata fallosamente dall'intervento di Piras. Altra chance offensiva per le ragazze in verde, altra irregolarità commessa ai danni di Marras. Stavolta il disturbo irregolare è portato da Sandu. De Lusso, Satta, arriva tanto la chiamata di passiva del duo arbitro, si infila bene tra le maglie avversarie De Lusso e pareggia a quota 1.
quando sono andati via 3 minuti tondi nel corso di questo primo tempo al Palasantur. Lions che con una vittoria potrebbero rimettere pressione alla capolista Nuoro, dopo che la stessa formazione barbaricina è stata sconfitta nella prima giornata di questa fase a orologio proprio dalle ragazze di Barbaratetti, che hanno fatto un gran favore alle concittadine. Ora Pastor da Ndiaye, tiro parato da Più sulla palla reattiva, arriva prima Dettori e poi col pallonetto riesce sì a scavalcare l'estremo difensore avversario, ma non a trovare il fondo della rete. Dall'altra parte Domenica Satta non trova lo specchio della porta difesa da Mastino, e allora Sandu. Dall'altra parte Pastor sale per ricevere dall'ala De Palmas, arriva il blocco di Dettori che poi gioca a 2 con la stessa pasta. L'altro tentativo di pallonetto, anche questo impreciso per la numero 19, deve ancora aggiustare la mira. Dall'altra parte Sata fa decisamente peggio, andando un tiro probabilmente non avrebbe trovato neanche una seconda porta messa sopra quella regolamentare. Sandu, Ndiaye, Sandu per Pastor, presa difettosa del centrale. Ora si va da Ndiaye, prosegue questa circolazione tra centrale e terzina, arriva il taglio di Sandu sui 6 metri a fungere da doppio pivot. Allora Pastor chiama Ndiaye, perde un po' di ritmo l'attacco delle Lions, arriva il tiro di Piras, respinta di Più, termina in altra linea laterale, motivo per cui le leonesse sassaresi hanno un'altra chance offensiva che passa dalle mani di Sandu, si va dentro da Dettori, fermata irregolarmente dalla coppia composta da Sata e Maras, nella fattispecie della numero 20, l'irregolarità che procura il 7 metri che Ramona Sandu si appresta a tentare di trasformare. Arriva il fischio arbitrale, Sandu tira fuori il 7 metri, punteggio che rimane di 1-1 quando sono andati via 5 minuti e mezzo abbondanti nel corso del primo tempo al Palasantur, teatro di questo Lions Sardegna Handball Team. Formazione dei tetti in campo per confermare la crescita, Lions per continuare a sognare il primo posto, ma che ora vedono incassare il gol di Domenica Satta, che in questa circostanza fa decisamente meglio. Dall'altra parte prova a correre la formazione di Bombui, De Palmas troppo avanti al momento della ricezione, questo pallone in comprensione dell'attacco delle ragazze con la maglia celeste. 23-42, c'è Marras, disturbo fisico ma regolare di Piras, la parata di Mastino, poi Pastor per Dettori, allora Sandu per Pastor che aspetta il piazzamento del compagno, arriva la chiamata di Sandu, si va da Ndiaye, sale Piras, pallone per Sandu che finisce per palleggiarsi sul piede, palla persa per Lions, grande apertura di contropiede di Sata per benissimo intervento col mancino di Mastino. Dall'intervento con il piede dell'estremo difensore delle Lions a negare il punto del +2 al Sardegna Handball Team. Arriva il primo time out della gara quando mancano 23 minuti e 3 secondi alla fine del primo tempo. 2-1 per il Sardegna Handball Team. Rapidamente a ricordarvi le giocatrici andate a segno in questa primissima fase di gara per le Lions. L'unico gol è firmato da Pastor, dall'altra parte a segno il numero 3 di Lusso e il numero 78 Sata, squadre che tornano sul terreno di gioco, quantomeno le Lions sono già pronte a riprendere le ostilità che raggiungono in questo momento le ragazze di Barbaratetti.
si riparte dalle mani di Sandu e scambia con pasticcio di Ndiaye, errore di distrazione, se così si può dire, del numero 4, palla persa piuttosto sanguinosa per la squadra di Bomboi. Attacca ancora quella di Tetti con Sata che schiaccia questo pallone a terra per De Murtas. Si allaccia con De Palmas, il fallo di quest'ultima, 9 metri già battuto al Sardegna Handball Team. Marras, palla troppo bassa per Sata, dall'altra parte corrono in contropiede delle Lions con De Palmas che non ha problemi nell'1 contro 1 a battere più, a trovare il primo gol della sua partita e ristabilire la parità a quota 2 quando i minuti sul cronometro del primo tempo sono 8 al Palasanturu. Ora Sata fa valere la maggiore fisicità nel duello con Lettori, non trova il fischio arbitrale che avrebbe gradito, ma il possesso è ancora del Sardegna Handball Team. Sata per Marras, c'è forte passo, arriva il taglio di De Lusso, la palla che in qualche maniera arriva tra le mani di Riu, fermata fallosamente al momento del tiro dai 7 metri, motivo per cui il gioco riprenderà con la massima punizione in favore della quarta forza del girone a quota 8 punti. Trasformazione affidata a Marras, trova il fallo della rete della porta, difesa per l'occasione da Furesi che lascia il posto di nuovo a Mastino, il nuovo vantaggio per il Sardegna Handball Team, 3-2 il punteggio per la squadra oggi in trasferta. Tanto entrata Tilocca, pericoloso il ribaltamento a cercare Pastor, sporca la traiettoria De Lusso ma non può impedire il nuovo possesso offensivo alle Lions. All'altra parte Sandu a trovare il fondo della rete, gara che prosegue sui binari dell'equilibrio qui al Palasanturu di Sassari. Lions Sardegna Handball Team che va a chiudere un lungo pomeriggio di pallamano dal capoluogo turritano, pomeriggio che si è aperto con la sfida che ha visto la Raimond imporsi contro il Ferrara United, ragazzi di Passino che sono tornati alla vittoria dopo 2 partite di astinenza, ma torniamo a raccontarvi le vicende che riguardano le signore. Dall'altra parte Tilocca non trova Piras, ma perché arriva la deviazione di Ganga. Nessuna delle leonesse tranne la stessa Piras si era accorta della deviazione della giocatrice di Coach Tetti. Gioco ripreso dall'angolo con Sandu, andata da Tilocca, non è all'indietro per il numero 13, ancora Pastor che la lascia lì per Sandu e si inserisce, si salva più in qualche maniera con l'ausilio del palo. Rimasta a terra Ramona Sandu, può correre in contropiede il Sardegna Handball Team. Sata va da De Murtas, grande intervento di Mastino che fa esplodere lo spicchio di tifosi riservato alla squadra di Bomboi. Tanto ancora a terra Sandu, intervengono gli inservienti del 118 per accertarsi delle condizioni della giocatrice classe 1994, vestito la maglia della Sinergia in A1 e A2, giocatrice d'ordine nell'attacco della squadra di Bomboi, che si rialza zoppicante, uscirà sicuramente Ramona Sandu. Vediamo un po' se sarà in grado di riprendere
il suo posto sul parquet, pronta a entrare al suo posto Canova. Pastor proprio dalla numero 14 che tocca così il primo pallone della sua partita. Pastor va da Tilocca con la numero 77 che ha preso il posto in cabina di regia di Sandu. Piras prova a beffare sul primo palo, ma fin qui attentissima e vicina all'impeccabile Piu. Dall'altra parte Satta, lo scarico per De Lusso, irregolarità commessa ai danni della numero 3 Marras. Da De Lusso si va da Satta, aperta in ala da una parte De Murtas, dall'altra Ganga. Sardegna che prova a sfondare centralmente proprio con la giocatrice classe 1985. Tanto arriva il quarto gol della partita del Sardegna Handball Team, che ritrova una lunghezza di vantaggio, 18 minuti 4 secondi al termine del primo tempo. Al Palasantura arriva la chiamata di Pastor, si va da Canova. Pastor, Tilocca, Piras per Pastor, arriva il taglio in posizione di doppio pivot di Tilocca, conclusione di Canova che va a centrare forse la sua compagna, non è dello stesso avviso il duo arbitrale, che ha ravvisato una deviazione di una giocatrice in maglia verde, motivo per cui il gioco è ripreso dalla linea laterale con Canova. Ricezione di Tilocca, si va da Piras che cerca la porta da posizione complicata, il disturbo di Ganga non viene giudicato irregolare, tanto qua interrompe il palleggio De Lusso rischiando di incartarsi. Conclusione di Marras un po' forzata, neutralizzata da Mastino, dalle cui mani riparte il gioco delle Lions. 17 minuti al termine del primo tempo, 4-3 per chi difende del Palmas. Canova va da Pastor, sale per ricevere Dettori, pallone per Canova. Tilocca da posizione centrale sul muro di Satta, il fischio contro Canova, gioco già ripreso. Satta si allaccia con De Palmas che la spedisce per le terre, cartellino giallo per la numero 9. Lions con le maniere forti su Domenica Satta, giocatrice al passato più prestigioso in maglia Sardegna Handball Team. Ora Marras da De Lusso, non è per Satta, la ricezione del numero 78 a Pastor, allora si cambia lato nell'attacco del Sardegna Handball Team. De Lusso va in ala, questo pallone per De Murtas sporcato dalla difesa di Bomboi. Satta sul muro di Pastor che sporca la traiettoria. Mastino ha vita facile grazie al buon lavoro difensivo di Pastor. Dall'altra parte Piras a centrare in piena faccia Più. Salva la sua porta da quello che sarebbe stato il quarto gol delle Lions. Ganga, Marras, De Lusso, avanza Satta in palleggio, torna dalla sua numero 3, ancora Marras che dà un'occhiata a Ganga, anticipata da Piras. Si va allora dall'altra parte con Satta, buona posizione difensiva di Pastor, va in contropiede Dettori, batte Più per il 4 pari. Primo gol nella partita della classe 1991, nuova parità quando siamo entrati nella seconda metà del primo tempo al Palasanturu.
De Lussu, Marras, va da Ganga, legnata di Piras, 9 metri per il Sardegna Handball Team, già battuto. Marras da Satta passando per De Lussu, una volta spedita per le terre Domenica Satta, stavolta da Laura Dettori, altro 9 metri per il Sardegna Handball Team. Satta, finta di tiro, mette palla per terra, si ritaglia lo spazio per il tiro, parato da Mastino, 7 metri per il Sardegna Handball Team, e avrà dunque la ghiotta opportunità di riportarsi in vantaggio. Tentativo di trasformazione sarà affidato a Marta Marras. Fischiano gli arbitri, parte Marras, si salva Mastino con l'aiuto del palo, punteggio che rimane in parità. Dall'altra parte Pastor, Canova, altra parata di più. De Lussu, Satta per Marras, arriva De Lussu, si va da Satta, si fa vedere in ala, riceve De Murtas, palla troppo bassa per De Lussu, recupera palla la formazione di casa con Canova, palla imprendibile per De Palmas, quella che Dettori aveva cercato di recapitare tra le mani della sua numero 9, palla persa per le Lions, nuova opportunità offensiva per il Sardegna Handball Team, serie di anticipi che consente a Domenica Satta di liberarsi per il tiro, va a sfondare il numero 78 che rientra dopo aver protestato. Poi il pallone per Dettori che viene fermata fallosamente da De Murtas, 7 metri per le Lions. 2 minuti per Maria Camilla De Murtas. Trasformazione stavolta affidata a De Palmas dopo l'errore di Sandu. Fa meglio il numero 9. 5-4 il punteggio in favore della squadra di casa che ora si difende dall'attacco della formazione ospite. Una palla che transita tra le mani di De Lussu per arrivare tra quelle di Marras. De Lussu in palleggio, non trova varchi, da Marras arriva il taglio sulla linea dei 6, il pallone per Satta, spiazza Mastino. 5 pari, Canova, Piras, Canova, la Pastor, in ala c'è Tilocca, non c'è fischio arbitrale. Arriva in un secondo momento, si allacciano Marras e Pastor. Molto lontano dall'inquadratura del nostro Andrea Farris. Una sconsolata Sandu in panchina. Satta, salta Canova, il fischio contro l'attacco del Sardegna Handball Team. Il punteggio che rimane sul 5 pari, 11 e 27 alla termine del primo tempo. Palla prevedibile a questa di Pastor per Dettori. Correre in contropiede De Lussu, la parata di Mastino. L'1 contro 1 contro il numero 3, esplode la panchina della squadra di casa. De Lussu passando da Riu, si torna da Satta, ecco De Lussu, c'è forte Pastor sul numero 3, allora si va da Ganga, ecco De Lussu, in ala aperta c'è Riu che stava salendo per controllare questo pallone, poi impedisce la corsa in contropiede di De Palmas. Fischio arbitrale pro Lions, siamo già dall'altra parte con Canova che fa da Dettori, che si gira come un fazzoletto, trova la via del gol, mancava da un po', 10 minuti 24 secondi all'intervallo, 6-5 per la squadra di Bombo, e Barbaratetti vuole vederci chiaro, ferma la partita.
6-5 Lions, 10-21 all'intervallo, ci prendiamo una piccola pausa anche noi. Di nuovo live dal Pala Santoro di Sassari, 6-5 per le Lions contro il Sardegna Handball Team, seconda giornata della fase a orologio del girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile Sardegna, per confermare la crescita di squadra. Lions per portare a casa 2 punti che le consentirebbero di proseguire la corsa alla vetta, oggi occupata da Nuoro, ma che, come già ricordato, è reduce dalla sconfitta proprio contro il Sardegna Handball Team nella prima giornata di questa fase a orologio delusso. Palla in mano, palla troppo alta per Marras, che però è reattiva e impedisce la palla persa. Poi c'è l'irregolarità commessa ai danni di Piras, il gioco che riparte dai 9 metri. Rio Marras, palla pericolosa ma che arriva tra le mani di Sata. In ala c'è De Murtas, Mastino neutralizza, un'altra conclusione dall'altra parte Tilocca. Piras da un'occhiata a Dettori, poi decide di fare tutto da sola, finisce per centrare la figura di Piu. Ottima finora qui la prova dell'estremo difensore con il numero 1, in questo caso rischiato di subire gol per demeriti non propri, ma per la deviazione di una compagna andava a comporre il muro difensivo. Tirocca in palleggio da Pastor, che scambia con Canova, arriva il taglio nella posizione di pivot del numero 14, che apre spazi per il tiro di Tirocca, non trova il gol, non trova la porta qua la giocatrice di casa. Ora si riparte dalle mani di De Lusso, si arriva da Ganga passando per Marras, non è per Sata, si fa vedere De Murtas, poi Marras, anticipo di Dettori su De Lusso. Allora Riu va in ala da Ganga, se la cava ancora una volta Mastino, trova gli applausi del preparatore dei portieri Casale. Dall'altra parte Dettori non perdona, segna il gol del 7-5, diventando così il miglior marcatore della gara, quota 3, regalando il vantaggio di 2 gol alle sue compagne. Prima circostanza della partita in cui una delle due squadre mette 2 reti di distanza fra sé e l'avversario. Marras per Ganga, si gira sul perno, finisce per trovare una conclusione fuori ritmo che non costringe neanche all'intervento Mastino. Dall'altra parte Pastor per Tilocca, vanno a scappare Lions, arriva il gol di Francesca Tilocca, il primo nella partita per il numero 29, ex Sassari 1976. Satta da De Lusso per Marras, pallone per De Lusso. Irregolarità commessa da Dettori, 9 metri, già battuto, Sata con rincorsa, batte Mastino, questa volta non può nulla. Di nuovo -2 per il Sardegna Handball Team. Piras, di nuovo +3 per la squadra di Bomboi. De Lusso,
Ganga, Marras, De Lussu, Satta, da De Murtas, ancora Marras, si fa vedere ma non può ricevere Riu sui 6 metri. Tiro di Satta sporcato dal muro, gioco che riparte dall'angolo. Marras, De Lussu, Satta, si fa vedere De Murtas, Satta fa tutto da sola e fa di un gran bene. Mastino di nuovo battuta. Altro gol di Domenica Satta che si sta caricando. La squadra sulle spalle, si aprono spazi per De Palmas che non si fa pregare. Va ancora a segno. Lions che si arrampicano a quota 10. 5 minuti e 52 secondi all'intervallo. Al Pala Santoro, De Lussu, Satta, da De Murtas, costretta a mettere la palla per terra, si trova un po' in difficoltà nella fattispecie, corre in contropiede la squadra di Bomboi con Dettori che va a sbattere sul palo, più reattiva sulla palla vagante Pastor, arriva il gol della numero 77. Massimo vantaggio che si aggiorna sul più 4 in favore della vice capolista del girone, De Lussu, Satta, Ganga, da Satta, De Lussu, pallone per Idili, che prova a infilarsi tra Canova e Tilocca. 9 metri per il Sardegna Handball Team. Idili, De Lussu, Satta, Ganga, arriva il fallo ai suoi danni di Piras che raccoglie l'approvazione di Pastor per l'ottima intensità difensiva palesata in questa circostanza. Riu, da Satta, giocano a 2, il numero 15 e il numero 78. Qua Satta sbaglia, una conclusione non impossibile per le sue capacità. Pastor, Tilocca, Canova da un'occhiata del Palmas, qui torna centralmente proprio da Pastor. Tilocca, ora per Pastor, sale Dettori, Tilocca, un po' spazio per il tiro, Pastor quasi di tocco per del Palmas, più a disinnescare la conclusione del numero 9. Distanza tra le due squadre che resta nell'ordine di 4 lunghezze. Satta tira sopra la testa di Pastor, fa valere i centimetri a sua disposizione. 11-8. Pastor, Canova per Piras, il pivot da Dettori. Buona giocata qui della Lions. Arriva il gol di Dettori. 3 minuti e 10 secondi all'intervallo. Satta con Pastor che prova a prendere lo sfondamento, non si impietosiscono gli arbitri, si va in ala da Ganga, disturbata irregolarmente al momento del tiro da Piras. 7 metri per il Sardegna Handball Team, sul cui punto di battuta si porta Domenica Satta per ridare 3 lunghezze di ritardo a sé e alle sue compagne. Parte Satta, non trema, sesto gol della sua partita. Pastor, Tilocca, De Palmas, da Piras che non trova l'abbrivio per cercare la conclusione. Prova a tornare da Tilocca, Satta vicina al recupero che però non si perfeziona. Allora Tilocca, Pastor, Canova, De Palmas. Pastor, Tilocca ancora per Piras, si fa vedere Pastor, si rimane sul fronte sinistro. Piras non trova il modo di battere più. L'ha recuperata dal Sardegna Handball Team dopo il controllo di De Palmas avvenuto col piede della stessa numero 9 sulla linea di fondo. Da parte Ganga dimenticata qua da
Pinas si scusa immediatamente per la disattenzione difensiva. Nuovo -2 per le ragazze di Barbara Tetti. 12-10. Pastor, Canova, Pastor da Tilocca, Gagliè, Tilocca, Pastor da Canova, ancora passando per la numero 77, Canova, scambia la sua posizione con De Palmas, trova il modo praticamente di abbattere Sata e poi di battere Piu. Il quarto gol della sua partita, raggiunta Laura Dettori come miglior marcatore di squadra per le Lions. Palla per terra Marras e poi Sata senza saltare, un cecchino, il numero 78. 13-11, uno degli ultimi attacchi di questo primo tempo, dato che mancano 39 secondi. La sirena, Tilocca, Pastor, Canova, ancora per Pastor a orchestrare un attacco importante. Dettori, Canova, para Piu ma non può nulla sulla carambola che premia De Palmas, che è più reattiva a battere Maria Laura Piu. Dall'altra parte Sata, stavolta non trova lo specchio della porta, a forzare questa conclusione. 6 secondi per tirare per la formazione di Bombo in pivot da Dettori. Arriva l'intervento irregolare di Idili. L'ultima giocata del primo tempo sarà un 7 metri che potrebbe dare alle Lions la possibilità di andare a riposo con 4 lunghezze di vantaggio. Avvicendamento tra i pali per il Sardegna Handball Team. Debutta Viviana Porcu nella partita, chiaramente estremo difensore classe 2003, a duello con Giada De Palmas. Arriva il fischio arbitrale, va De Palmas, trova il fondo della rete. Squadre che vanno al riposo col seguente parziale: Lions 15, Sardegna Handball Team 11. Noi ci prendiamo circa una decina di minuti di pausa, ci risentiamo per il secondo tempo della sfida in diretta dal Pala Santoro di Sassari. Amici di Diretta Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G. Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Diretta Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni.
L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Amici di Directa Sport, di nuovo live dal Palacentro di Sassari, sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra Lions Sassari e Sardegna Handball Team, seconda giornata della fase orologio del girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile, prima frazione andata in archivio con la squadra di Bomboi in vantaggio contro quella di Barbaratetti, il punteggio di 15-11, primo tempo andato via sui binari dell'equilibrio per buona parte della sua durata. Sul finale le leonesse hanno provato l'allungo, che è anche in parte riuscito. Secondo tempo che inizia una palla persa per il Sardegna Handball Team, va a scappare in contropiede la formazione oggi in casa, anche se di fatto si tratta di un derby, gioco che riparte dai 9 metri dalle mani di Laura Dettori, circolazione ben distante dalla linea dei 9 metri tra centrale e terzini delle Lions. Sale Ndiaye per ricevere questo pallone, prova a ritagliarsi spazio per il tiro, viene fermata fallosamente a altro 9 metri per la vice capolista del girone A. Arriva la chiamata di Pastori, ha preso il comando delle operazioni dopo l'infortunio capitato a Sandu nel corso del primo tempo, numero 13 che siede in panchina e che verosimilmente non rivedremo in campo nel corso di questo secondo tempo. Dall'altra parte Pastor a subire l'irregolarità di Fabiana Idili, cartellino giallo per il numero 5, classe 2001, 7 metri in favore delle Lions, la cui trasformazione sarà affidata alla mano mancina di Giada De Palmas, che non sbaglia e batte Piu per il gol numero 7 della sua partita, miglior realizzatrice della sua squadra, non della partita. Ruolo momentaneamente occupato da Domenica Assata, che ha segnato 8 degli 11 gol della sua squadra, poi è brava a scaricare sui 6 metri per Roberta Riu, che sfrutta le attenzioni dedicate dalla difesa alla stessa Assata per battere la posizione favorevole, la stavolta incolpevole Mastino. Dall'altra parte Satta che avanza in palleggio, palla ambiziosa per Idili che non può arrivare, errore di misura, uno dei pochi della partita della numero 78 nella formazione di Barbara Tetti. Tilocca da Canova, riceve in posizione di centrale e poi va a tagliare sulla linea dei 6 metri. Ricezione problematica del numero 14, palla persa per le Lions. All'altra parte si allacciano Idili e De Palmas, non arriva il fischio arbitrale. Dall'altra parte De Lussu a concludere dai 6 metri, 2 minuti per De Palmas, che aveva trattenuto in maniera tanto vistosa quanto prolungata Idili, gioco che è proseguito dall'altra parte, sull'altro fronte dell'attacco. De Lussu fermata al momento del tiro, irregolarità che origina il 7 metri affidato a Domenica Assata, che per non saperne leggere né scrivere va ancora a segno, ridando 3 lunghezze di ritardo al suo Sardegna Handball Team. Tanto entra, fa il suo debutto nella partita Valeria Mazzitelli. Lions che attaccano con l'extra player per mantenere la parità numerica. Canova
da lontano tra le gambe di Piu. Il gol della classe 1992, sta rientrando pian pianino da un infortunio che l'ha tenuta lontana dai campi di gioco per un po'. Dall'altra parte arriva il gol di De Lussu. Ancora una volta Mastino ad abbandonare i pali, entra Ndiaye. Lions che attaccano con Tirocca, Canova, Pastor, Dettori, Ndiaye e Mazzitelli. Riceve Ndiaye, Canova, proprio da Mazzitelli per Dettori, arriva il taglio di Pastor, ecco la servita, va a terra nel contatto con Riu, fischio arbitrale che sorride al numero 77. Arrivano le proteste alla panchina. Lions riprende il gioco. Dettori, brancata irregolarmente da Ganga, arriva il fischio arbitrale. Batte dai 10 metri Dettori per Pastor che va a sfondare, scontra la buona posizione difensiva di Satta. Una volta fischio contro l'attacco, un palleggio fa Marras in posizione centrale, para Mastino. Dettori da Canova, ancora per Dettori, Pastor, Dettori, Canova. Canova ancora per Dettori, si torna dal numero 14, botta al volto qui per la giocatrice classe 1992, arrivano 2 minuti per Marras. Apertura di contropiede di De Lussu per Ganga, non è precisa. 17-14 per le Lions, 23 minuti e 47 secondi al termine della sfida. Ndiaye, Pastor in ala da De Palmas che conta i rimbalzi, raccoglie la palla e poi batte sul suo palo Piu. Ancora a segno la numero 9 e nuovo più 4 per il team di Bomboi. Si aprono spazi per Ganga. Fischio contro la difesa, 9 metri per il Sardegna Handball Team amministrato da Idili che va da Satta. Va a ritagliarsi spazio per il tiro. Lì va il fischio arbitrale. De Lussu da Satta, ancora una volta contro Pastor, scarico per De Lussu in spazi angusti. Altro fischio contro la difesa, Idili per Satta che trova stavolta il muro delle Lions, prova a correre in contropiede della squadra di Bomboi. Apertura di Mastino, forse un po' troppo celere. Ora possesso per il Sardegna Handball Team con Satta, viene disturbata al momento del tiro ma non in maniera irregolare. Gara diretta dal duo arbitrale composto da Anastasio e Zappaterreno. Pastor dall'altra parte a sfruttare la superiorità numerica, pronta a rientrare Marras. Più 5 per le Lions, che hanno vinto entrambi gli scontri diretti stagionali, l'hanno fatto in maniera piuttosto netta. Quando arriva il gol di Domenica Satta che sale in doppia cifra, 2/3 delle reti
della squadra di Barbara Tetti portano la firma del numero 78. Pastor chiama la ricezione di una compagna, costretta ad aprire per Ndiaye. Arriva la deviazione di Ganga, Pastor beccata dal pubblico. Canova senza saltare il suo pezzo forte. Altro gol, il secondo per Cinzia Canova. 20-15. Marras, Idili, Marras, De Lussu ancora per il suo numero 20, palla complicata per Idili che non va molto distante dalla palla persa, si infila De Lussu, para Mastino, alla conclusione disturbata fallosamente. 7 metri per il Sardegna Handball Team, trasformazione affidata a Domenica Satta. A 20 minuti e 37 secondi dalla sirena finale parte Satta, para Mastino, sulla ribattuta arriva Maras, Mastino non può niente e vede vanificato il grande intervento compiuto pochi secondi prima. 20-16, 20 minuti 20 secondi alla sirena finale. Pastor cerca una palla schiacciata a terra per il taglio di De Palmas, capito tutto Satta, ma il possesso ancora per le Lions. Pastor da Canova per Tilocca, arriva il disturbo irregolare di Idili, opportunità in attacco per le Lions. Canova da Pastor, sale Ndiaye, Pastor va a chiudersi Lungine Praio, allora si va da Ndiaye che finisce per perdere il pallone grazie all'ottimo sacrificio difensivo di Satta. Apre Marras in maniera pericolosa per Ganga, un pelo dalla palla persa il Sardegna Handball Team con questa apertura di Marras piuttosto rischiosa. Pastor ha solo sporcato la traiettoria. Marras, Idili, Marras, De Lussu, Satta, cambio di lato, bella palla qua per Idili che non trova spazio per il tiro, prova a servire il rimorchio di De Lussu, recupera la palla, la formazione di casa con Lettori che finisce con pasticciare il palleggio e concedere il possesso offensivo al Sardegna Handball Team. Disturbo irregolare di Tilocca, 2 minuti per il numero 29, si scalda la partita al Pala Santoro. 19 minuti 4 secondi al termine della sfida. 20-16 per le Lions, impegnate nel tentativo di scappare definitivamente. D'altro canto Sardegna Handball Team vuole stare in partita fino alla fine. Marras, Idili per Marras, spazio per il tiro per il numero 20, probabilmente sorpreso dalla tantissima libertà concessale dalla difesa delle Lions, che hanno rischiato di pagare la provvisoria inferiorità numerica, figlia dei 2 minuti combinati da Francesca Tilocca. Qua Canova da De Palmas, si apre la difesa del Sardegna Handball Team e ancora un gol di De Palmas, anche lei a un passo dalla doppia cifra di reti segnati. 21-16 per le Lions. Marras, De Lussu, Satta, Ganga, torna ancora da Satta, si infila De Lussu, 7 metri per le Lions, impatto durissimo quello di De Lussu sul parquet del Pala Santoro. De Lussu che non fa una grinza e si rialza. Così come dovrebbero imparare a fare tutti sportivi di discipline definite più nobili. Satta, Mastino col piede destro, gran prestazione di Marianna Mastino. Pastor, esce Mastino, ancora extra player per la squadra di Bomboi. Piras, Canova, Chessa riceve ancora dal suo numero 14, nata fallosamente da Marras. Un paio di 7 metri sbagliati dal Sardegna Handball Team che possono
potrebbero costare molto caro alla squadra di Tetti. Per far ripartire il suo attacco dal suo estremo difensore Piu, che si autrice di un'ottima prova, assata da lontano, ancora Mastino a negare la gioia del gol a Satta, però forse anche un po' a corto di energia, sta forzando qualche conclusione di troppo. Mastino ha preso le misure. Piras, Pastor, ci avviciniamo alla metà del primo tempo. Tilocca, Canova, Pastor, Canova da Tilocca sul muro di Satta, più reattiva sulla palla reattiva Dettori. Si riparte da Satta, un palleggio, il numero 78. Pastor la branca irregolarmente, accompagna per le terre, si ferma il cronometro per l'impatto di Satta. Si tocca il polso destro, si scusa Pastor. Gioco che riprenderà dai 9 metri la battuta di De Lussu. Cercare Satta che finta il tiro, non trova la via del gol. Canova ora in palleggio, Tilocca chiama palla Dettori, solissima, grande parata anche di più, una grande parata appresso all'altra in questa partita dal Pala Santoro. Tilocca, Canova, Pastor, Piras, ancora per Pastor, Canova marcata alta da De Lussu, ecco a ricevere, mediazione di Satta, più reattiva nell'evitare l'angolo. Allora Satta va a correre, Satta senza sapere bene che fare del pallone, ne approfittano le Lions che perdono il possesso. De Lussu quasi convulso di gioco, De Lussu prova a mettere un po' d'ordine, De Murtas controllo difettoso, finisce per pasticciare, un po' di confusione al Pala Santoro, ma sicuramente tanta intensità sul terreno di gioco. Non è dolorante al volto Maria Camilla De Murtas. Si ferma la partita al Pala Santoro, 15 minuti 6 secondi alla sirena finale. Lions 21, Sardegna Handball Team 16. Ci fermiamo anche noi. Minuti 6 secondi alla sirena finale che manderà definitivamente negli spogliatoi Lions. Sassari e Sardegna Handball Team, seconda giornata della fase a orologio del girone A della Serie A2 di pallamano femminile, 5 lunghezze di vantaggio per la squadra di Bomboi, che mantiene quella forbice di reti tra sé e la formazione di Barbara Tetti, creatasi nella seconda parte del primo tempo, chiamata di Pastor, De Palmas, Tilocca, Pastor, Ndiaye, Pastor. Ancora dal suo numero 29, sale Dettori, eccola a ricevere. Pallone per Tilocca, Ndiaye, in mezzo al muro, composto tra Satta e Marras, palla che passa ma non beffa più, che evita o quantomeno rimanda il 22esimo gol subito dalla sua partita. Qua Marras da De Lussu in ala per Ganga, para Mastino, pallone raccolto da Riu e altra opportunità in attacco per il Sardegna Handball Team. Satta da lontanissimo
-4 Sardegna Handball Team, e siamo a quota 11 per il numero 78. D'altra parte De Palmas a trovare un varco tra le maglie difensive della squadra che in questo secondo tempo in maglia verde sta attaccando da destra a sinistra rispetto al vostro punto di osservazione. Satta, Marras, ancora per Satta, De Lusso schiacciato a terra per Riu, cerca il primo palo, chiude troppo l'angolo della sua conclusione. Mastino stavolta può osservare la palla terminare out senza essere costretta all'intervento. Dall'altra parte Dettori coglie il palo, Piras recupera la palla vagante, fischio contro la difesa del Sardegna Handball Team. De Palmas prova a saltare Riu, la ferma fallosamente, 9 metri già battuto da Dettori. Pastor riceve da Tilocca e va da Ndiaye. Piras anticipata forte da Ganga, non può ricevere, allora Tilocca. Pastor da Ndiaye, si accentra Piras che tira sul muro di Satta, palla che arriva in qualche maniera tra le mani di De Palmas, non c'è irregolarità da parte di Riu, si gioca con Sardegna Handball Team che prova a correre. De Palmas dà un'occhiata solo per un attimo a Satta, poi lascia libera di ricevere la numero 78, ecco De Lusso, ancora per Satta, passa la caccia di uno sfondamento che non c'è, e altro gol di Domenica Satta. 21-18, Pastor, Tilocca, De Palmas, Tilocca per Pastor, ancora da Tilocca, ecco Dettori, ci passa da Ndiaye, brancata da Marras, si gioca, Dettori prova a mettere palla per terra contro Satta, un giro sul perno, poi arriva l'irregolarità commessa ai suoi danni da parte di Paola De Lusso. 9 metri già battuto dal capitano della squadra di Bomboi. Pastor da Ndiaye in palleggio, giocatrice di origini senegalesi, bella palla qui per Tilocca, trova il secondo gol della sua partita, ridà 4 lunghezze di vantaggio a sé e alle sue compagne. Dall'altra parte Ganga, il taglio di De Lusso che riceve contro la guardia di Tilocca. Dall'altra parte Riu viene fermata irregolarmente da De Palmas, 9 metri battuto da Idili. Ora De Lusso in palleggio, arriva il taglio di Marras, trova modo di battere Mastino, un po' paradossalmente qua il disturbo fisico della difesa delle Lions ha ritardato il tiro di Marras, mandando fuori tempo Mastino. Palla persa, sanguinosa per il Lions. Dall'altra parte Satta per De Lusso, schiaccia a terra il -2. Paola De Lusso. Abbiamo una partita, 10 minuti 55 secondi dal termine, 22 Lions, 20 Sardegna Handball Team. De Palmas, Tilocca per Pastor a scambiarsi con Ndiaye, ecco il pallone per Piras in palleggio da Pastor, poi Ndiaye per Tilocca, palla troppo arretrata per Ndiaye. De Lusso prova a prendere il tempo, Ndiaye finisce con un tuffo generosissimo per recuperare questo possesso, poi il fischio contro Fatou Ndiaye, grande giocata di De Lusso, gran sacrificio qui del numero 3 Satta in ala da Riu contro De Palmas, non arriva il fischio arbitrale che sarebbe stato più che gradito per la numero 15. Ora Lions che provano ad abbassare i ritmi per quanto consentito dal regolamento. Pastor da De Palmas, siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gara. Riceve Canova, si va ancora da Pastor, c'è il movimento di Dettori sulla linea dei 6 metri. Ndiaye continua la circolazione tra centrale e terzini. Pastor prova ad andare 1 contro 1 con Satta, poi scarica per Ndiaye che tira addosso a Piu. Sulla palla vagante arriva Piras che salta Marras ma chiude troppo l'angolo del suo tiro, trovando solo il palo esterno. 9:29 al termine, sempre 2 gol di vantaggio per le Lions. Marras servita da Satta, viene fermata irregolarmente dal duo composto da
Ndiaye Canova, tanto esce Riu, rientra De Murtas, Satta, arginata da Pastor, tentativo di andare in pivot da De Lusso, viene sporcato dalla difesa della squadra di casa. Satta si allaccia con Pastor, non la prima occasione in cui questa circostanza si verifica. Si va da Marras che salta Piras e trova un gran gol sul secondo palo. -1 Sardegna Handball Team. Visibilmente soddisfatta Barbara Tetti in panchina, approva l'operato delle sue ragazze. Canova per Pastor in palleggio, va a saltare Idili, arriva il raddoppio, troppo anticipato di Satta. Vettori può ricevere con libertà, andare a segno per la quinta volta in questa partita. 8 minuti e altrettanti secondi al termine. Lions 23, Sardegna Handball Team 21. Satta in palleggio, fermata fallosamente alla difesa delle leonesi. Idili per Satta che si alza a distanza siderale, stavolta non trova lo specchio della porta difesa da Mastino e non va a rimpinguare il già ghiotto bottino di reti. 12 gol per Domenica Satta, per distacco miglior marcatrice della partita. Pastor, Ndiaye che si infila tra De Lusso e Ganga, disturbo irregolare della retroguardia delle ragazze in maglia verde. Si lamenta De Lusso, 9 metri che sarà affidato a Gianna De Palmas. Parte De Palmas, Piu col piedone mancino nega il 10° gol personale a De Palmas, ma soprattutto il 24° di squadra. Le Lions sarebbe valso un prezioso +3, dato che siamo a 7 minuti scarsi al termine di questa intensissima sfida che sta andando in scena al Pala Sant'Oru. De Palmas va a disturbare fallosamente De Murtas, 9 metri battuto da Idili. Satta, ancora Domenica Satta, -1 Sardegna Handball Team. Un rebus mai risolto in questa partita per le Lions. Canova, Ndiaye, Canova rischia sul tentativo di anticipo di De Lusso. Fischio arbitrale pro Lions. Canova da Pastor, ancora per il suo numero 14. Allora Ndiaye, Canova di nuovo da Pastor, il taglio sui 6 del numero 14, poi Ndiaye, palla sporcata, la rimessa dovrebbe essere celeste, così è. De Palmas da Dettori, brancata da Idil, allora si va da Pastor che rischia il pasticcio in palleggio, poi Canova costretta a forzare la conclusione, non trova lo specchio della porta difesa da Piu. Allora Sardegna Handball Team che attacca con la possibilità di riequilibrare il punteggio a quota 23. Marras, palla in mano da Satta. De Lusso si muove in posizione di pivot, Idili non c'è, linea di passaggio, il taglio di Marras. Piras ne rallenta l'azione. Satta abbrancata da Pastor che aveva provato la via del gol, ma antecedente al tiro vincente, l'ennesimo della partita di Satta. È arrivato il fischio arbitrale a concedere i 9 metri al Sardegna Handball Team. Il gol di Satta è rimandato solo di qualche secondo. 23 pari, sontuosa partita di Domenica Satta. Iniziamo a finire gli aggettivi per definire la prestazione della numero 78, giocatrice di maggior blasone a disposizione di Barbara Tetti. Da qua il pallone sporcato dalla difesa del Sardegna Handball Team ed ora l'inizio della partita sembra completamente cambiata. Qua Marras, si muove De Lusso in posizione di pivot, arriva l'intervento falloso portato ai suoi danni da Canova, tra 9 metri, Idili, ancora Satta, schiacciato a terra, non si ferma più Domenica Satta, non si ferma più. 24-23, Sardegna Handball Team
che ribalta il risultato, ferma la partita. Matteo Bomboi, 24-23, Sardegna Handball Team. Ci prendiamo una piccola pausa anche noi. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e posa in vantaggio! Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Ultimi 4 minuti e 23 secondi al Pala Sant'Elio di Sassari. Finale punto a punto tra Lions e Sardegna Handball Team, la squadra di Barbara Tetti che ha ribaltato la situazione dopo essere finita anche sotto di 5 reti. Canova da De Palmas nel fischio arbitrale contro il numero 9. Stata schiacciata a terra per Idili, palla complicata per il numero 5 dall'altra parte. Pastor da Canova, non arriva il fischio arbitrale per il pasticcio in palleggio di Ndiaye. Dall'altra parte Pastor abbrancata fallosamente da De Lussu. Canova, Ndiaye si va in ala da Piras, un pelo dalla palla persa, le Leonesse. Dall'altra parte Pastor viene fermata fallosamente da Marras, 9 metri per le Lions, 3 minuti e 15. Ndiaye, Canova, Pastor, via De Lussu, cerca Ndiaye, non trova più ritmo. L'attacco della squadra di Bomboi. Lions che rischiano sinistramente di perdere una partita così come è avvenuto contro Leno, una partita in cui erano state in vantaggio per gran parte della durata della contesa. Pastor da Canova, 2,54. Ndiaye va da Piras. Canova fermata da De Lussu. Il fischio per la formazione, attacca a sinistra, a destra, Dettori sul muro di Satta. Pastor, chiamata di passivo, Lions dovranno forzare la conclusione. Fischio contro Laura Dettori, 2,20. Ora Sardegna Handball Team che attacca con la possibilità di andare sul +2. Satta, Marras, ha un'occhiata in ala a Ganga. Bomboi chiama l'anticipo di Ndiaye. De Lussu, De Murtas, ora per il suo numero 3 che prova a infilarsi tra Chessa e Pastor. 9 metri battuto da Idili. Satta, One Girl Show di Domenica Satta, 16° gol della partita per il numero 78. 25-23 per il Sardegna Handball Team. Pastor da Dettori, fermata fallosamente da Idili, non la prende bene il capitano. 9 metri per Lions che rischiano di perderne un'altra. Pastor sul palo esterno, rimane a terra qua il numero 77. Si ferma il cronometro a 1 minuto e 15. Lavorante un gomito qua Pastor, ma anche probabilmente vittima di crampi. 25-23 per il Sardegna Handball Team. Ora a un passo
alla seconda vittoria di prestigio in questa fase orologio del girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile. Fase di torneo che ha visto il debutto della squadra di Barbara Tetti tra le mura amiche su questo parquet contro Nuoro. È stata una vittoria per 28-24 contro la formazione barbaricina, una sorta di favore per le Lions, che con una vittoria oggi avrebbero la possibilità di ridurre la forbice tra sé e la capolista, ma che rischiano di rimanere distanti 4 punti dalla vetta. Tutt'altra musica la sta suonando quest'oggi al Palasantoru. Nei 2 precedenti stagionali le Lions avevano vinto, e anche nettamente, con il punteggio di 29-12 e 29-16. Tanto Idini sui 6 metri a mettere fine probabilmente alla partita. 26-23. Ora Pastor in palleggio. Ndiaye, Piras, Ndiaye da Canova, dietro la schiena di De Murtas, il taglio di De Palmas. 9 metri per le Lions, 38 secondi al termine, che serviranno solo per stabilire il punteggio finale. Pasticcia Piras, palla persa per le Lions. Dall'altra parte Sacca, sarà in contropiede Ganga, Mastino sulla palla relativa, arriva De Lucy che lo chiude. 27-23, quarto gol personale di Paola De Lucy. Gran secondo tempo della formazione di Barbara Tetti. De Palmas forza la conclusione da lontano. 5 secondi al termine, finisce Lions Sardegna Handball Team. Vince la formazione di Barbara Tetti 27-23 in favore delle ragazze in maglia verde, trascinate da una dominante Domenica Satta, autrice di 16 delle 27 reti di squadra del Sardegna Handball Team. 2 punti per la squadra di Tetti che le consentono di salire a quota 10 in classifica, lasciando a quota 14 le Lions. Io ringrazio Andrea Farris per le preziose immagini che ci hanno raccontato questa sfida. Vi rimando ai nostri contenuti infrasettimanali per le interviste del post partita. Ricordo per l'ultima volta il punteggio finale con il Sardegna Handball Team che centra la seconda vittoria consecutiva in questa fase orologio, battendo le Lions Sassari con il punteggio di 27-23. Un saluto da Mauro Verau e buon proseguimento con i programmi di directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.